quindi dopo lunghe peripezie, finalmente, dopo essere andati un po' avanti con la storia, un bel po' avanti con la storia delle missioni principali, per sbloccare l'ultima maledizione, quella più ricercata da tutti i figli di una grandissima donna, uscirà questa all'ombra della reliquia, che infatti ci darà come ricompensa Avada Kedavra. Quindi adesso ce l'andiamo a fare e vediamo come sbloccare appunto l'ultima maledizione senza perdono. Here we go. Sarà pericoloso esplorare. Tanto salviamo perché non si sa mai. Anzi, sai di... visto che c'ho. Vediamo qua, ecco qua. Andiamo a vedere cosa ci dice Infaustus Gaunt. Tu hai visto cosa c'è nella catacomba? Non posso restare qui. Aspetta, Anne, ti prego. Infaustus, Sebastian è arrivato al punto di mettere in pericolo se stesso e l'intero borgo per una reliquia che sperava potesse guarirmi. Mi dispiace, Infaustus. Accertati che stia bene, d'accordo? Sono felice che tu sia qui. Ho ricevuto il tuo gufo. Dov'è Sebastian? Nella catacomba. Ecco. Onestamente mi ha stupito che non fossi con lui. Faustus, io... Fermati. Avevi giurato che Sebastian non sarebbe andato oltre e nonostante ciò eccoci qui. Sebastian non ha voluto ascoltarmi. non ha voluto sentire ragioni. Avrei dovuto fermarlo quando potevo. Ora Sebastian è in guai seri. Voglio tornare nella catacomba per cercarlo. Anne ha ragione. A me sembra che comunque Se di a lui essere che l'intero cieco in borgo sono Faustus, in pericolo, perché non mi guarda mai e quel c'ha gli posto è pieno di occhi inferi. Inferi? velati. Ma di che stai parlando? Lo vedrai. Dobbiamo sbrigarci. Andiamo a vedere. Sebastian non è in sé. Andiamo. Catacomba di Felcroft. Revelio! Non so se sono spawnate di nuovo le cose, sì. Che abbiamo già preso... abbiamo preso già le cose dell'altra volta. Troviamo Sebastian in faccio. Se faccio così... infatti non c'è più niente. Abbiamo preso già tutto. Sì, abbiamo già preso tutto. Anche se Dov'era questo Sebastian l'ho quando tu lasciato. ed Anne lo avete trovato? Poco più avanti. L'altra volta gli inferi. Confringo! Difendo! Ah, Eva. Comunque per fare sta missione veramente, cioè, consigliato il livello 28, ma io consiglio un livello anche superiore. Che già vedo che comunque gli avversari hanno sul livello 27, secondo me saranno anche più alti dopo. Infatti sono a livello 32. Allora, prendiamo un po' di cose per ricaricarci. Andiamo a vedere dove si è cacciato quel coglione. C'erano così tanti inferi prima. Non c'è traccia di Sebastian. Difendo, proteggo! Stupefino! Confringo! Cosa bastarda di sti zombie di The Walking Dead che devi prima dargli fuoco, se no non si fanno niente. Può pure fare così. Confringo! Difendo! Confringo! Secondo me Glacius non serve a niente qua. Mettiamoci bombarda o incendi.
Dove incendi? Incendio! Sì, un po' più che bene. Aspetta un attimo. Ero così in pensiero per Sebastian che non l'avevo capito. Anne è andata a chiamare Solomon. Vedendo gli inferi, ho pensato che Sebastian fosse sotto attacco. Poi lui le ha mostrato la reliquia e le ha detto di aver appreso come usarla. Le incisioni sulla reliquia sono inferi. E Sebastian in qualche modo li ha creati. Non Addirittura. esattamente. Li controlla. È magia oscura ed è molto potente. Creare degli inferi è molto difficile, ma controllarli... Mentre Anne ed io cercavamo di contenere gli inferi per non farli scappare, Sebastian continuava a blaterare di volerla guarire. Quando Anne ha detto di non poter restare qui, non ho capito cosa intendesse. Solomon aveva minacciato di riferire tutto al preside se Sebastian avesse usato la magia oscura. Devo andare a Hogwarts e raggiungere Breck per primo, così da ribaltare un po' la storia e fargli credere sia uno screzio di famiglia. Dai. Tornerò il prima possibile. Nel frattempo vedi... Mi di sembra far una bella giocare scusa per non farlo prendere nel culo solo a me, in effetti. Revelio! E qua si va da qualche parte. Ma già sono andato qua l'altra volta quando siamo entrati. Però di qua no, qua ci stanno cose. Le pozioni. Sempre meglio prenderle. Prendiamo pure il fetore dei piedi qua. Eccoli qua. Accio! Ah. Confringo! Incendio! Proteggo! Stupefitto! Incendio! Confringo! Difendo! Incendio! Confringo! Accio! Incendio! Donna mia. Vabbè. Fino a qua. Abbastanza easy, diciamo. Revelio! Dove cazzo sarà andato con quello? Sono ovunque. Accio! Confringo! Difendo! Incendio! Confringo! Mi stanno arando? Sì. Incendio! Difendo! Confringo! Incendio! Accio! No cazzo, stanno tutti in cooldown. Incendio! Difendo! Confringo! Puttana Eva. Ok, quindi non è qui. Accio! Non c'è niente qua Revelio. dentro. Questo l'ho lasciato io l'altra volta. Vabbè, non c'è un cazzo. Questo. E anche il cazzo. Perfetto. Perfetto. Ok, non è qui. Quindi dove cazzo è? Accio! Ah, è lì. Ok, come ci arrivo? Saranno le ossa da qualche parte, sì. Wingardium Leviosa! Ecco qua. Giustamente. Trovare il modo di arrampicarmi su quella Dai. stanza. Eccolo Ecco lì. Sebastian. Ma che cacchio Non è? è incredibile. Ma che è? Una riunione nei condomini? Sebastian. È come avevo detto. La reliquia è la chiave. Cercavo di annullare la magia oscura che ha colpito Anne, ma questa mi permetterà di controllarla. Proprio come controllo gli inferi. Come controlli? Ma se ho dovuto combatterli. Eccoci qua. Babam. Che cosa avete fatto voi due? Accio reliquia!
Non mi dire che dobbiamo ammazzare lo zio. La reliquia! E questo ma è un problema. La pagherai! Mo? Oh, cioè... Non ho capito, cioè, ce l'hai con tuo nipote, sta la prende con me. Puttana Eva però, cioè... Incendio! Difendo! Madonna, cioè devo struppiare lo zio per niente adesso. Ma se io faccio questo... Confringo! Incendio! Ah, sto morendo. Accio! Incendio! Ora hai oltrepassato il limite. E io però, cioè... Incendio! Che sta succedendo? Ah, sto morendo, Dio. Non va bene sto set, allora. Mettiamo Glacius e mettiamo... Bombarda. Glacius! Proteggo! Confringo! Bombarda! Glacius! Confringo! Sì, però c'è lo zio che ormai è perso la testa, il nipote peggio ancora e io devo vedermela con lui, il nipote e gli zombie di The Last of Us qua che mi rompono il cazzo. Confringo! Proteggo! Stupefito! Sì, ma io, c'è un problema veramente. Bombarda! Confringo! Stupefito! Cioè gli inferi cioè, spawnano all'infinito finché non ammazzo questo, no? Perché è un problema nel caso. No, lo sto bullizzando comunque. Bombarda! Glacius! No, ho sbagliato. Confringo! Stupefito! Sì, ma devo attaccare lui. Porca di quella Cioè, voglio, cioè, la stai facendo con gli zombie, non so se te ne sei accorto. Confringo! Glacius! Confringo! Bombarda! Glacius! Confringo! Stupefito! Signor Shallow! Si fermi! Allora, questo è un problema comunque. Confringo! Bombarda! Voglio, che cosa cazzo sta succedendo? Glacius! Glacius! Ma Sebastian vorrebbe darmi una mano oppure sua madre fa i chinotti, non lo so. Bombarda! Ora hai passato il limite. Confringo! Glacius! Che sta facendo? Sta vomitando quel coglione. Cazzo! Confringo! Glacius! Bombarda! Confringo! Cosa sta prendendo fuoco lì? Ma ce l'ho una pozione decente qua perché mi sono rotto anche il cazzo, cioè. Puttana è. Bombarda! Confringo! Accio! Glacius! Confringo! Oh, porca troia. Come vi libero? Accio! Confringo!
Cazzo. Non puoi guarirla, Sebastian. Ti devi rassegnare. Cioè comunque stanno sbagliando tutte e due. Uno si rassegna, l'altro invece sta andando. Lascerò che soffra! Avada Kedavra! Ma ha ammazzato lo zio. Ha ammazzato lo zio. Madonna mia, l'ha distrutto. Meno male che non stava bene questo. No, che sta succedendo? Eh beh, dovrebbe essere morto sul colpo, no? Ha fatto Avada Kedavra. Ma ammazza pure la sorella. Fa tanto. Cioè, meme di Giovanni, di Aldo, Giovanni e Giacomo, che si è ribaltata la situazione. Che fine di merda, però, veramente. Oh, Anne. Che cosa hai fatto? E mo? Vabbè, cose di famiglia, insegnami Avada Kedavra, eh. Non ci interessa. Andarmene da qui. Aro vai. Non deve andarsene. No, dove vai? Mi devi insegnare Avada Kedavra. Oh. Sebastian, aspetta! Ti fermi, coglione. Finirai ad Azkaban. E mo? Fermati, Sebastian, aspetta! Fermati, Sebastian, aspetta, mi devi insegnare l'ultima maledizione. E guarda sto stronzo, ti fermi. No, è scomparso. Non lo sapevo che ammazzava lo zio, un coglione. Cosa c'è? Come cosa c'è? Sei coglione o no? Perché non ti sei fermato? Ti stavo Non chiamando. sta laggando. Non sopravvivrà. Sta avvizzendo. Dentro e fuori. Solomon non ha mai voluto aiutarci. No, perché sta laggando? Ha gettato la spugna con Anne. Io non lo farò mai. L'hai visto, vero? Stava per rovinarle la vita. Ci ha attaccati. Ho dovuto usare la maledizione mortale. Non avevo scelta. Se non avessi saputo Beh, come c'è lanciarla- sempre una scelta. Oddio, adesso le scelte di dialogo, altrimenti è un macello. Nessuno dovrebbe... Tecnicamente nessuno dovrebbe conoscere la maledizione, ma noi dobbiamo impararla, quindi tutti dovrebbero conoscere la maledizione. Ci ha attaccati. Non avevi altra scelta. Sei stato molto coraggioso. No, non è chiaro che vero. tieni ad Anne più di quanto abbia mai fatto tuo zio. Sapevo che avresti compreso. Ho fatto una No, cosa giusta. non l'hai Sì, fatta. l'avrei fatto anch'io. Se ne fossi stato in grado. Posso insegnarti. Sì, grazie. Quale momento migliore? Non è una magia facile da padroneggiare. Come tutte le maledizioni senza perdono, devi volerlo davvero. Ma io voglio ammazzarti adesso, subito. Tieni saldamente la bacchetta. Concentrati. L'incantesimo è Avada Kedavra. La tua intenzione deve essere chiara. Da, guarda là. C'è il fulmine, Guarda un po'. Ed ecco qua, sbloccata l'ultima maledizione senza perdono. Però abbiamo dovuto fare delle scelte di merda, veramente. Devo trovare Infaustus. Vai, va. Sebastian, ti prego. Ora non sono in me. Dai, vai, va. Vediamoci più tardi.
al sotterraneo. Sì, d'accordo? non ti preoccupare, vai, hai fatto il tuo dovere, arrivederci, ciao ciao. Ok, abbiamo preso l'ultima maledizione senza perdono, eccola qui. Beh, bisogna provarla, assolutamente. Però io non vorrei ammazzare mio zio. Attenzione, c'ho anche un talento. Beh, a questo punto. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Uccidere un nemico, annienta tutti i nemici maledetti. Ci sta. Ok. Visto che non vorrei ammazzare nessun mio familiare, vediamo se troviamo, che ne so, qualche orc, qualche troll, non lo so. Dove erano più o meno? Mi pare che li ho incontrati qua. Però qua c'è il castello dei banditi. In effetti qua sicuro c'è gente. Non è il posto migliore per uno studente non accompagnato. Capirai. Quindi troviamo qualcuno adesso? Non hai via di scampo. Eccoli qua. Non dovresti... È il momento. Avada Kedavra! Madonna mia, c'è li one shotti. Ti pentirai. Ah, però guarda il cooldown. È tantissimo il cooldown. Solamente perché ammazzi con un solo colpo. Ok. Ma quindi funziona anche tecnicamente su nemici molto grandi. Quindi se... Dov'era l'accampamento dei troll? Nelle vie della torre. Banditi piccolo. Qua stanno i ragni. Se non sbaglio qua c'erano dei troll. C'erano dei troll. Ah, ma non posso teletrasportarmi perché sto in combattimento. Sei quello che Sì, sono quello, sono proprio io. Arrivederci. prima o poi me ne vado via. Sì, ci vediamo, voglio provarlo con un nemico un po' più grande. C'è gente ovunque qua. Ok, dovrebbe essersi resettato. Vediamo un attimo. Perfetto. I troll sono nemici un po' più cacacazzi. Ma se non sbaglio erano qui. Tanna per Nizzle. Ma se non sbaglio erano da queste parti qua. Che qua si entrava nella montagna. Giusto? Caverna costiera, sì, quindi qua. Quindi da qua si entra nella caverna. Oh, i troll dove erano? All'HP mo. Beh, dritto per dritto, proviamo ad andare dritto per dritto. Ho due nemici qua sotto, ma non sono loro mai sicuro. Ecco qua, infatti. Sì, erano qua i troll. Eccolo lì. Puttana Eva, sta già qua. Eccolo qui. Allora, tu levati dalle palle che non mi interessi. Madonna, voglio li one shotti. Madonna mi.